Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi venerdì 2 novembre andremo a Spilimbergo, però questa data 2 novembre, io vi porto un po' indietro nel tempo, nel 1848, è una data molto importante per il nostro settimanale perché proprio 170 anni fa usciva il primo numero. A parlarcene accanto a me, guest star di questa puntata, Rossano Cattivello. Allora Rossano, è un compleanno da non dimenticare, molto importante. Assolutamente sì, è stato tra i primi giornali della nostra regione. Come ben detto, il 2 novembre 1848 uscì per la prima volta il giornale Il Friuli. Al tempo il 48, lo sappiamo tutti, era un anno di grandi rivoluzioni in tutta Europa e l'eco dei moti anche della Repubblica di Venezia contro gli imperi del tempo si diffusero anche nella nostra regione. Alcune persone, intellettuali del tempo, decisero che tutto questo andava raccontato e quindi fondarono un giornale. All'inizio uscì in maniera occasionale quando poteva e dopo, dal 7 gennaio del 1849, pochi mesi dopo, diventò quotidiano, raccontando quella fase molto importante dell'Ottocento. Quindi insomma una realtà che in 170 anni poi c'è stata una pausa, no? Ha ripreso e poi definitivamente è diventato il settimanale Il Friuli che voi tutti conoscete, che non da ultimo, insomma soltanto 2 settimane fa, se non ricordo male, ha cambiato di nuovo faccia, insomma ha introdotto novità. Questa testata ha accompagnato ed è stata la voce dei friulani appunto per 170 anni. Alla fine dell'Ottocento, dal 1870, dopo l'annessione al Regno d'Italia, raccontò in maniera locale, quindi si spostò da una testata di orientamento politico a una testata di territorio, raccontando la cronaca anche di piccoli paesi. E così fece in maniera puntuale fino alla Prima Guerra Mondiale. Ovviamente dopo, durante il periodo fascista, si tramutò in qualche cosa d'altro, diventò un giornale delle categorie economiche e poi si spense nel secondo dopoguerra, salvo poi essere riscoperto come testata nel 1995 e quindi diventare nuovamente voce dei friulani fino al giorno d'oggi. Oggi integrato nel gruppo Media Friuli, rappresenta la componente della carta assieme anche ai suoi magazine mensili e trimestrali in maniera... Ricordiamoli però, business, green, lifestyle. Esatto, oltretutto che escono prossimamente, anche nelle prossime settimane avrai occasione di raccontarli, e diventa uno strumento fondamentale integrato con il web e quindi con il friuli.it e Udinese Blog e con la televisione con Telefriuli. In questa maniera possiamo offrire il panorama più completo di mezzi ai friulani per raccontare cosa sta succedendo, per aiutarli a interpretare i fatti e soprattutto per guardare oltre, avanti e immaginare, per ottenerlo, il proprio futuro. Senti, a me piace un po' portare i nostri telespettatori ogni tanto appunto dietro le quinte, li abbiamo portati nella stanza dei grafici. Oggi abbiamo scelto la nostra stanza degli archivi, perché questi che vedete alle spalle sono i faldoni con praticamente tutto l'archivio storico del settimanale, nelle fasi più recenti, perché purtroppo insomma le copie più antiche noi non ci sono, insomma. Sono conservati negli archivi di Stato e nella biblioteca, quindi anche a disposizione di tutto. Oltretutto è possibile anche visionarli online. Questo è un percorso che porteremo avanti nei prossimi mesi, perché il compleanno di oggi inizia una fase molto importante per la nostra testata che si svilupperà anche nel primo semestre del 2019 per raccontare con iniziative editoriali, ma non solo, anche con trasmissioni televisive, ma non solo, anche con eventi sul territorio, il percorso che la testata ha fatto, ma non per autoincensarsi, ma semplicemente perché ha rappresentato un importante strumento di diffusione dell'informazione del Friuli in 170 anni. Allora, a tradimento, Rossano, adesso mi accompagni e farai tu con me l'edicola, perché ha anche più senso, voglio dire, che una volta che ci sei presenti tu. Oggi dedichiamo chiaramente la copertina, l'abbiamo detto, a questo importante anniversario. All'interno del numero che trovate in edicola oggi ci sono anche dei focus, ovvero dove conviene fare la spesa e dove si spende di meno, perché sappiamo che insomma è anche giusto, no? Poter risparmiare, perché no, pur rimanendo insomma in termini di qualità. Un elemento importante che riteniamo di sottolineare è anche l'editoriale e poi alcune pagine che abbiamo dedicato a quello che sta succedendo oggi in Friuli e soprattutto nell'area montana in Carnia, ovvero questa immane alluvione che sta mettendo e impegnando migliaia di persone a lottare contro acqua e fango e che noi abbiamo voluto ricordare negli scritti, ma anche per guardare avanti, per capire dopo che i riflettori dell'eco mediatico si saranno spenti, di non dimenticare quelle terre alte, ma di dargli un aiuto e un sostegno
e per ripensare anche, attraverso quello che noi chiediamo nell'editoriale di questa settimana, un piano strategico di lungo periodo per ripensare un modello ambientale, ma anche sociale ed economico, sostenibile nel lungo periodo, proprio perché non deve essere, gli avvenimenti di oggi non devono essere l'ulteriore batosta per un abbandono, uno spopolamento di quelle terre così importanti per la nostra regione. Allora, sfogliando il giornale abbiamo 2 pagine intere dedicate appunto con anche delle copertine che riassumono un po' quello che è stato anche restyling grafici, cioè più d'uno in realtà, no? E il parere dello storico. E ciclicamente i giornali devono rinascere sotto l'aspetto grafico e come ricordavi tu prima, pochi numeri fa, abbiamo inaugurato un restyling molto importante perché è radicale sotto l'aspetto del layout grafico e che ha avuto, perché i riscontri sono più che positivi, gradimento da parte dei nostri lettori. In questa pagina, in questa doppia pagina, abbiamo anche un intervento, un'intervista ad Andrea Zannini, che è uno storico, docente e direttore anche del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università del Friuli, che inquadra un pochino cos'era il 1848 e gli anni successivi in Friuli, proprio per contestualizzare la nascita del nostro giornale. Proseguendo e sfogliando rapidamente il nostro giornale, vi dicevo, qui si parla invece di bonus povertà che va in soffitta. Esatto, ci troviamo a metà del guado per tantissime famiglie, e stiamo parlando di 6.000 famiglie nella nostra regione, tra la conclusione del MIA, ovvero del sostegno regionale, e il non ancora inizio, e non si sa quando, di preciso, del reddito di cittadinanza. Ecco, sono 6.000 famiglie che nella nostra regione che dall'oggi al domani hanno visto interrompere il sostegno pubblico e non sanno come arrivare a fine mese, e figuriamoci a primavera del 2019. Allora noi gli diamo anche qualche suggerimento nelle 2 pagine successive. Un suggerimento per tutti, perché tutti stiamo facendo i conti con le risorse economiche sempre più scarse, e quindi riprendendo un'analisi molto dettagliata, scientifica da parte di Altro Consumo, abbiamo mappato quali sono i supermercati più economici nella nostra regione, con nomi e cognomi. Quindi potete andare in edicola a prendere il giornale, sfogliarlo e capire anche se state spendendo il giusto o se c'è una possibilità di risparmio in più. Infine abbiamo parlato del maltempo, l'editoriale, ma non è soltanto l'editoriale che si concentra su una zona della nostra regione particolarmente colpita. In questo caso ci siamo concentrati sulla Valcellina perché quello che era stato promesso alcuni anni fa, ovvero degli interventi risolutori che erano stati anche inaugurati in maniera pomposa a nord di Barcis, alla fine il tempo di questi giorni ha dimostrato che erano totalmente inefficaci. Quindi non è una questione di fare o non fare. Parla dei seminativi, ovvero di come la tipologia di quello che mettiamo nei campi, noi in Friuli, è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Il mais si è dimezzato, è un bene o un male? Lo cerchiamo di analizzare con gli esperti più importanti del settore agri-food in Friuli. Allora, l'appuntamento è in edicola, c'è tanto da leggere, spettacoli, il palinsesto, tutti gli appuntamenti, insomma è un giornale ricco. Però adesso per me e Fabio Di Bernardo che sta dietro la telecamera è tempo di metterci in marcia e oggi andiamo a Spilimbergo in Corso Roma. Venite con noi. Eccoci arrivati in Corso Roma 18, venite con noi dall'edicola Atena. Buongiorno. Allora, lei è un cliente affezionato, siete sì. in 3 con anche il cappellino, insomma, coreografici. Siamo 3 affezionati a questa bellissima libreria, cartolibreria Atena, che sono brave persone, intelligenti e anche di un certo interesse positivo. E poi è una libreria bellissima, molto fornita, molto accogliente, in un Molto locale accogliente, nel cuore del centro. Sì, è vero, manca ogni tanto qualche quadretto, ma speriamo di metterlo presto. E di chi? Qualche quadretto? Un nome a caso? Di pittori, Celiberti, Serafino. Ah, proprio, chi è Treccani. Serafino? Serafino è un ragazzo qua di Spilimbergo che cerca di valorizzare il territorio, sensibilizzando, diciamo così, gli Cesare abitanti. forse si Cesare, chiama. sì, bravo ragazzo. Lo conosce? Sì, sì, è un bravissimo ragazzo. Bene, Beh, allora metteremo una buona parola, dai. mettete una buona parola verso questi ragazzi spilimberghesi che vengono tutti a comprare il giornale qua alla libreria Atena. Cioè, signore, no?
Però è proprio vero, è una cartolibreria molto molto fornita. Allora andiamo a conoscere chi c'è dietro il bancone. Due fratelli, Alessandra e Paolo. Buongiorno e ben ritrovati a Edicola Friuli. Grazie, grazie. Da quanti anni gestite questa attività? Quasi 16. Quindi insomma siete ormai rodati, sempre in coppia, sempre voi due. Sempre in coppia, sempre noi due, in forze, fratello e sorella. E com'è lavorare tra fratello e sorella? Si litiga, si va d'accordo? Si litiga sì alle volte, però dai, bisogna andare avanti, bisogna andare d'accordo e... Siete una coppia affiatata, dai, insomma. Sì, ci siamo un po' spartiti un po' i compiti e riusciamo a compensarci bene, ecco. Questo è un locale storico, dicevate prima. È un locale storico, abbiamo avuto il premio una decina di anni fa circa e ci hanno dato la targa. È un locale che è sempre stato con molte tipologie di articoli, quindi ci aiuta ad andare avanti, ci aiuta sì, a differenziare tutto. Sì, avete un'offerta diciamo completa, 360 gradi. Allora, Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento naturalmente è per il prossimo venerdì e torneremo di nuovo alla scoperta delle edicole del Friuli. Io volevo salutarvi e offrire a voi la possibilità di salutare. Grazie e ciao a tutti, vi aspettiamo. Grazie mille a tutti. Allora, però c'è un coup de théâtre perché chiudiamo questa edicola facendo anche gli auguri di buon compleanno a Paolo che, se non sbaglio, domani compie gli anni, quindi tanti auguri anche da noi, da Telefriuli. Grazie mille, grazie. A venerdì prossimo!